Il Corecom ha avuto questa preoccupazione di promuovere un incontro tra la politica e gli attori principali dell'informazione, in questo caso i presidenti dell'ordine e della stampa. Che risposte vi aspettate dalla politica? Ma sicuramente ci saranno delle risposte interessanti. La politica, quando ha voluto, ha fatto degli interventi importanti. Ricordo la legge 3 per le televisioni, per le produzioni televisive, che ha dato degli ottimi risultati con delle produzioni interessanti e delle risorse che hanno consentito di tenere in piedi i livelli occupazionali. Tra l'altro c'è un campanello d'allarme perché c'è stato un taglio del 14% dei fondi nazionali destinati alle televisioni, e anche qui il Corecom, insieme agli editori, si farà portavoce di questa preoccupazione. Presidente Cabasino, le nuove frontiere legate al web e a tutti i social media registrano un interesse molto superiore, invece superando quello sulla carta stampata e le televisioni. Questo è un dato importante, e il dato che è stato messo in rilievo dal Presidente dell'Agcom nella relazione annuale la scorsa settimana in Senato. Per la prima volta nella storia dei media italiani l'informazione primaria si ha dalla rete, la rete, nei confronti della quale però i cittadini italiani non hanno fiducia. Ecco che allora diventa importante mettere in campo una serie di iniziative legislative per rafforzare il giornalismo di qualità nel web.